Questo era un consiglio comunale, se non ricordo male, in Belgio. Avete letto, io non l'ho visto. Svezia, perfetto. Paese estremamente democratico la Svezia, no? Infatti, non per niente, l'Austria e la Germania stanno discutendo, nell'ambito dei loro parlamenti, di trovare una soluzione per eliminare il trattato di Schengen, che vuol dire libera circolazione di mezzi e uomini. Della serie, Italia, cuccateli, so cazzi tuoi. Poi noi non li facciamo entrare. Infatti, qualche settimana fa, dei tassisti padovani o vicentini, non mi ricordo, che hanno portato 4-5 persone in macchina loro, 4 al massimo, sono stati bloccati alla frontiera austriaca, no, in Germania, scusate, sono stati messi dentro per una settimana senza il diritto di chiamare in Italia, quindi neanche un avvocato, perché hanno fatto il trasporto illegale di clandestini. Chiaro il concetto? Un tassista ha preso a Padova 4 extracomunitari, scusate, 4 clandestini, li ha portati in Germania, perché questi hanno pagato, Hanno pagato. Anche i barconi pagano. Anche la marina militare viene pagata. E comunque la politica italiana ci permette di fare questo e quindi l'altro ieri sono arrivati 375 immigrati, profughi, clandestini, chiamateli come volete, a Padova. Questa è l'Europa, i nostri vicini di casa. Questi signori sono a passeggio, questa bella gnocca che adesso vedrete sta facendo un'intervista, ma loro sono musulmani. Sono a casa nostra, perché cazzo è casa nostra, poco da fare. Lei, c'è qualcuno scollato qui stasera, occhio, state attenti, perché se li trovate per strada forse si incazzano. Se sera, questi due signori qua, forse non si limito a dire che questa ragazza è una puttana perché è vestita così. Non lo sto dicendo io, Non mi permetterei mai di dire puttana. Lo dicono loro. Traduco. Non sono molto d'accordo che lei sia vestita così. Voi siete d'accordo? A me piaceva la tipa messa così. Non so se mia moglie è d'accordo, ma... Questa spiaggia, qui in questa spiaggia stanno facendo un raduno non autorizzato. È arrivata la polizia, questa è la reazione. Des renforts sont appelés sur place pour faire revenir le calme. Au total, 8 policiers. Adesso dico una cattiveria, Giuliani a confronto era un bravo ragazzo. Questo è un signore che da bambino avrei chiamato l'uomo nero. Questa è una signora anziana. Volete che traduca o non serva? Ora, la domanda che mi pongo è quella che sta arrivando adesso. Cosa c'entra con l'indipendenza del Veneto? Come sia possibile che tra i tagliagole Cosa c'entra l'Italia col Veneto a ci sto siano punto? centinaia di giovani europei? Cosa c'entra la politica italiana? Ma ci siamo mai domandati chi è rimasto in Europa cosa pensa di chi è partito? Ci siamo mai domandati chi è rimasto cosa pensa dell'ISIS? Anche se buona parte delle vittime dell'ISIS sono anch'esse musulmane. Avete mai udito di qualcuno partito per combattere contro i jihadisti? Avete mai udito di un musulmano partito per difendere iracheni, curdi e siriani dalla furia omicida dello Stato islamico? Avete mai udito di un musulmano che parte per ostacolare la creazione di un califfato? No, tranne qualche rara eccezione, purtroppo la risposta è no. Per carità, non mancano certi esponenti nel mondo islamico che pubblicamente criticano l'ISIS e Al-Qaeda e che contestano il califfato, ma sulla loro effettiva rappresentatività si potrebbero sollevare diversi dubbi. Anche Gerd Lerner ha notato l'assordante silenzio delle comunità islamiche italiane, colpevoli di non aver organizzato manifestazioni di condanna verso le atrocità commesse dall'ISIS. Dalle pagine del suo blog, il giornalista milanese si chiede: non sarà che i portavoci islamici d'Italia abbiano riscontrato, tra i frequentatori delle moschee, un consenso diffuso per i tagliagole criminali tale da sconsigliare loro una solenne dissociazione pubblica? Fermiamoci un attimo a ragionare.
Per una vignetta satirica o un video su YouTube, i musulmani di tutto il mondo sono in grado di organizzare boicottaggi, violente rivolte e attentati. Per ogni bomba che viene sganciata su Gaza, per ogni profugo che scappa dalla Siria, si organizzano manifestazioni, raccolte di fondi e campagne di sensibilizzazione. Ma quando si uccide, si saccheggia e si stupra nel nome del loro Dio e del loro profeta, non si muove una foglia. Alcuni leader sono furbi e non dimenticano di dissociarsi dai terroristi, ma i loro comunicati di circostanza prendono in giro sempre meno osservatori e appaiono per quello che sono in realtà. L'alibi da sventolare in risposta a eventuali accuse di complicità. La realtà è che l'assenza di manifestazioni importanti, ma soprattutto partecipate da parte delle comunità islamiche, ritrae una sola drammatica verità. Il musulmano medio potrà anche non condividere i metodi e lo stile dell'ISIS, ma non mette certo in discussione la nobiltà della jihad e non si azzarderebbe mai a criticare il califfato, perché è la forma di governo voluta da Dio. Fratelli jihadisti potranno anche sbagliare, ma restano fratelli. Ed è questo il problema più grande. Per ogni musulmano che parte per la jihad, ne restano migliaia a fare il tifo per lui. Ma non dimentichiamoci che in contesti di fanatismo e di violenza, i pochi fanno per tutti. Le percentuali pesano in democrazia, ma sono insignificanti in contesti non democratici. Per ora combattere la jihad con il fucile sono in pochi. La maggioranza preferisce diffondere l'Islam con altri mezzi, come la propaganda, la demografia, la finanza. Qua poco c'entrano le colpe del colonialismo o le interferenze occidentali in Medio Oriente. L'Islam disprezza e odia i valori. Per questo le moschee non devono essere considerate come dei luoghi di culto, semmai come le caserme dove il nemico organizza lo scontro di civiltà. Allora, ribadisco, cosa c'entra tutto questo con il merito dipendente? La Repubblica Serenissima è stata un baluardo di difesa per l'Occidente per 1100 anni. Ha fermato le invasioni musulmane un bel po' di volte. Noi, in Italia, anzi, scusate, noi purtroppo, con l'Italia, spendiamo 300.000 euro al giorno per pagare il Mare Nostrum. E allora, io lavoro nell'ambito del turismo. Il governo ha diramato un comunicato in Viaggiare Tutelati dove sconsiglia i viaggi in determinate zone del mondo. Perché? Rischio contagio. Contestualmente, da quelle zone del mondo arrivano con i barconi o arrivano, meglio ancora, con le portaerei, con tutto quello che ci mettiamo in campo noi e non facciamo controlli. 31 luglio, poliziotti del quarto reparto mobile di Napoli hanno prestato servizio tra gli immigrati in Sicilia su dati positivi al test del Montux, ovvero sia la tubercolosi. A Treviso, il 9 agosto, un caso di lebbra. Palermo, psicosi, 3 poliziotti che si sono rifiutati di andare a lavorare. Perché? Non gli davano neanche le mascherine, non c'erano i soldi. Non c'erano i soldi per dare ai poliziotti le mascherine per proteggersi. In compenso, 300 milioni. Poi viene a scoprire, da un giorno all'altro, che un pasto per un poliziotto costa 2,60 euro. Questi qua sono dati del COCER, cioè i carabinieri. Mi spiegate com'è possibile che un pasto per un immigrato costi 15 euro? Cioè mangia più di un poliziotto? Oppure ci deve mangiare qualcun altro, oltre all'immigrato? Magari qualche cooperativa. O che sia chiaro, le cooperative, le persone che ci lavorano dentro, lungi da me dire che non siano persone savie, di buon cuore, assolutamente. Il problema non sono i volontari, il problema è su. A chi conviene? A chi?
abrogare la legge Bossi-Fini, il reato di clandestinità e il superamento dei centri di identificazione ed espulsione. L'immigrazione come risorsa e potenzialità Risorsa per anche chi? per la crescita economica. Come Partito Crescita Democratico economica di chi? proponiamo una legge sul diritto di cittadinanza che includa, oltre al diritto di nazionalità, per chi è nato qui da genitori migranti e anche il voto amministrativo. Ma certo. La Bossi-Fini non soltanto mette dei paletti ideologici, ma mette anche dei paletti concreti. Allora, questo tema vuol dire cambiare la Bossi-Fini e semplificare le procedure di ingresso. Abbiamo bisogno, Le hanno semplificate, i demografi ce lo dicono, abbiamo bisogno di almeno 10 milioni di stranieri per sopravvivere in Europa. Ale. Noi siamo in grado in questo momento, noi in attesa che l'Europa apra gli occhi, in attesa di non pagare, di farci scontare quello che stiamo pagando, di accoglierli? Noi siamo nelle condizioni di accogliere i flussi per come si sono fin qui verificati. Ecco. Sì. Ma se fosse per lei come voterebbe, a favore o contro? Io sono per l'abolizione del reato di clandestinità. Questo è il top. Dei nostri fratelli e delle nostre sorelle rom e abbracciarli alla faccia loro. Sì. Sì. Vogliamo abbracciare quelli che vogliono pregare qualunque Dio e dire Anzi, col sinistro. ai nostri fratelli musulmani che sono benvenuti. Fratelli musulmani, ai culatoni li seguono. Scusate, non volevo dire, non mi è scivolata. Però a lui ci sta. Detta così, ci sta. A chi è che conviene questo tipo di discorso? A noi? No, in realtà cosa fanno poi? Si mettono d'accordo con gli Stati Uniti per fare una botta di sanzioni contro Putin. Cioè, scusate, allora. C'è un paese, l'Ucraina, che ha provato, per X motivi, che sia chiaro, tutte le volte che si tratta di scindere un paese, sono sempre problemi, cioè è sempre una questione economica, In questo momento la zona dell'Ucraina che vuole staccarsi ha possedimenti petroliferi, risorse minerarie, eccetera, eccetera. Non vogliono che si stacchi perché ha possedimenti petroliferi, risorse, eccetera, eccetera. C'è una democrazia alternativa e così via. Allora, lì c'è un problema. Cosa c'entra col Veneto? Vediamo che è questo. Putin dovrebbe essere in questo momento un alleato per difendere il nostro sistema di vita. No, gli va addosso. Sempre per l'indipendenza di uno Stato. Quindi torniamo a Mare Nostrum. Grazie ai non controlli sanitari, grazie a Mare Nostrum stiamo importando malattie debellate nel paese, eccetera, eccetera. Grazie a Mare Nostrum l'ambasciatore italiano ha detto che sta arrivando disastro. E contestualmente cosa stiamo facendo per dare una mano all'Italia a venire fuori? Seguiamo l'economia. Diciamo, e poi a noi veneti questo ci pesa molto, ok? Perché hanno bloccato le esportazioni con la Russia, c'è l'embargo. Piccolo dettaglio che non dico semplicemente di agricoltura, solo di agricoltura, il 25% dell'export del Veneto era con la Russia. Infatti, i camion di frutta stanno andando tutti quanti al macero e l'economia del Veneto sta completamente saltando. Poi, non so, io mi sono appena comprato la stufa a legna, non so voi come la pensiate, ma dato che non ci arriva più il petrolio, non ci arriva più il gas, quest'inverno non so come andrà, anche perché l'anno scorso, per il fatto della primavera araba, e l'anno prima ancora, alcune delle riserve petrolifere di gas erano già state utilizzate e non sono state reintegrate perché non c'erano i fondi per reintegrarle. Io mi auguro che quest'inverno tutti abbiate un fuocherello. Però in Italia noi abbiamo lui. Yes, we can! Yeah! E noi qui abbiamo lui, 80 euro. Con gli 80 euro si è portato a casa il 40% dei pochi votanti alle elezioni europee e quindi è stato legittimato a dire io sono figo, sono bello e sono un fotomodello. In realtà c'è qualcosa di più. Comunque la linea di Grillo, cioè tornare alla preferenza del candidato, Renzi, lei
la firma quella proposta lì, insomma. Ci sono due alternative, o torniamo alla preferenza oppure torniamo ai collegi uninominali. Approvata a larga maggioranza dalla direzione del Partito Democratico la relazione del segretario Matteo Renzi sulle riforme istituzionali e sulla legge elettorale. Le liste saranno, come già annunciato, bloccate in corte. Dici una cosa, poi la smentisci il giorno dopo. Tu sei una persona non credibile. Benissimo. Quindi qualsiasi cosa dici non è credibile. Il 31 luglio, il 1 agosto, il 2 agosto è arrivata una sentenza definitiva, cioè al terzo grado di giudizio, che ha detto che Berlusconi è colpevole per un reato che fa particolarmente rabbia per un servitore dello Stato, l'evasione fiscale. Berlusconi ritiene che sia stata una sentenza ingiusta, i suoi collaboratori e amici di partito la pensano come lui, altri pensano che sia una sentenza sacrosanta. Il punto vero è che in un qualsiasi paese, quando un leader politico viene condannato con sentenza passata in giudicato, la partita è finita, game over. Mi limito a dire che c'è una profonda sintonia tra le proposte che il Partito Democratico ha espresso alle primarie e le proposte che abbiamo avuto modo di discutere oggi con Silvio Berlusconi e Gianni Letta a nome di Forza Italia. Dici una cosa, poi la smentisci il giorno dopo. Tu sei una persona non credibile. Benissimo. Quindi qualsiasi cosa dici non è credibile. Ho detto, io sono un sostenitore dell'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti da una vita, ho detto che non commento ciò che fa il governo per evitare che ci siano polemiche. Dici una cosa, poi la smentisci il giorno dopo. Tu sei una persona non credibile. Benissimo. Quindi qualsiasi cosa dici non è credibile. Io ho sempre detto in tutte le interviste che sarei passato dallo scalone principale, cioè avrei vinto, glielo ridico oggi. Cioè se domani mattina crolla il governo Letta, questo diciamolo bene, domani mattina va giù il governo Letta perché si dimette per il Kazakistan, il Turkmenistan e l'Azerbaigian, per qualsiasi paese crolli il governo Letta, io ritengo che per quello che ho in testa io, per come ho cercato anche di esprimere e raccogliere una speranza nel paese, per come uno ha bisogno di coinvolgere le persone, o passi da un consenso popolare o non sei credibile. Pinocchio nasceva il naso, a lui sono venuti fuori Ho sono ricevuto stronzate. dal signor Presidente della Repubblica l'incarico di provare a formare il nuovo governo. Dici una cosa, poi la smentisci il giorno dopo. Tu sei una persona non credibile. Benissimo. Quindi qualsiasi cosa dici non è credibile. E tocca a te, dirigente politico. Tocca a te, dirigente politico, che non ti devi preoccupare di cosa farai tra 8 anni o tra 8 mesi. Tocca a te avere il coraggio di dire che in un paese normale non è possibile che cambino tutte le volte i simboli dei partiti e rimangano le stesse facce alla guida del paese. Non funziona così altrove. Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Interni Angelino Alfano. Ministero dell'Interno, Angelino Alfano. Ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie Graziano Del Rio. Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, domani proporremo nel primo Consiglio dei Ministri la nomina di Graziano Del Rio. Ministro per i rapporti con il Parlamento e per il coordinamento dell'attività di governo Dario Franceschini. Questo è nuovo, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Dario Franceschini. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Maurizio Lupi. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Maurizio Lupi. Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Andrea Orlando. Ministero della Giustizia Andrea Orlando. A me non li ha sposati di ministero però. Ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Ministero della Salute Beatrice Lorenzin. Che sarà un medico forse Lorenzin? No. Il giorno dopo. Tu sei una persona non credibile. Benissimo. Quindi qualsiasi cosa dici non è credibile. Povera Italia. E poi cosa fanno? Tanto sono sempre loro. 9 miliardi, 3 miliardi, 98 per le slot, 7,5 per le banche, 7 per il Montepaschi Siena, altri 4 miliardi, all'Italia donati 4 miliardi, poi svenduta adesso, era meglio buttarla via prima.
Però si parla solo del Mose. Perché si parla tanto del Mose? Perché il Veneto rompe un po' i maroni e quindi è il caso di parlare di questi 3 miliardi e parlare un po' di meno del resto, tanto comunque in ogni caso va tutto quanto in prescrizione e quindi tutti quanti saranno a posto. E invece a noi cosa succede? Ho smesso di aggiornarlo. C'è un errore anche. Vento. Se li porta via. Questo qui è un elenco parzialissimo. E sono solo i veneti. Mi sono fermato... Cos'era? Marzo. Sono tanti, Sta gente qua erano vicini di casa. Si sono tutti suicidati. E loro rifinanziano Mare Nostrum con 60 milioni di euro. Bene. Mi sembra anche normale che succeda. Tra imposte dirette e indirette siamo oltre il 70%. Addirittura Bortolussi della CGA di Mestre ha detto che si chiama evasione di sopravvivenza. Siamo arrivati al punto che le istituzioni dicono che siamo obbligati a cercare un'evasione per poter sopravvivere. E in compenso ci dicono che noi, veneti, siamo evasori. Siamo i più brutti e cattivi del mondo. Questa è la mappa dell'evasione nazionale. Non lo sta dicendo Tony Spoacin di Verona o Nane Menego di Venezia. È l'Eurosportello del Veneto. È vero, è del Veneto, ma è un Eurosportello. Sono dati reali. 1, 2, 3, 4, 5. Dal basso. Noi evadiamo questo. Non siamo poi così cattivi. Allora, vi va bene quello che stiamo vedendo? Vi ricordo che una parte della colpa è vostra comunque, per il video di prima che non voglio farvi rivedere. Però una gran parte della colpa è vostra. Mancanza di coscienza, mancanza di consapevolezza, mancanza di voler aprire gli occhi. E ricordatevi che guardando le cose da un punto di vista differente cambia tutto. Tutto. Quindi anche chi oggi dice che è impossibile il Veneto dipendente, facciamoci delle domande. Perché vogliamo andare fuori dai maroni? Mi sembra che dei motivi ce ne siano. Perché vogliamo l'indipendenza? Mi sembra che dei motivi ce ne siano. Perché vogliamo autodeterminarci? Perché abbiamo 1100 anni di storia contro 150 anni. Questa ve la faccio anche passare. A questo punto ci sono le domande da porci. Ce lo lasceranno mai l'indipendenza? Siamo troppo piccoli? Siamo di destra? Noi, questi, siamo di destra? Siamo di sinistra? No, ce ne frega niente. E cosa succederà ai dipendenti statali? Rimaniamo, facciamo una moneta unica, rimaniamo in Europa, usciamo dall'Europa, la mia pensione chi me la pagherà, i miei soldi in banca, i miei bot, cosa facciamo con gli extracomunitari? Sono tutte domande alle quali noi stiamo già dando risposte. E a breve, qui, chiamerò delle persone che mi aiuteranno a rispondere. Accetto di credere di non poter fare nulla per cambiare lo stato attuale delle cose. Siete ancora convinti che da soli non ce la fate? Sì, è vero, siete ancora convinti che non ce la fate. Allora, guardate questo. Forse Trevor ha assolutamente ragione. Perché dovremmo pensare al mondo? Insomma, dopo tutto, cos'è che il mondo si aspetta da noi? Aspettarsi. Da te. Cos'è che il mondo si aspetta da te? Siete liberi? Non siete preparati? Non siete pronti? Eppure vi guardate intorno e a voi non piace il mondo com'è. E se il mondo è un'enorme delusione? Siamo fregati. A meno che non prendete le cose che non vi piacciono di questo mondo e le sbattete via facendole finire per terra sulle chiappe. Non dite ai vostri che ho usato questa parola. E potete cominciare a farlo oggi. Questo è il vostro compito. Avrete un voto e vale per tutto l'anno. No, non ci voleva. No, un momento, cos'è che non va? Qual è il problema? Sì?
Tipo così. Così come? Ci sarà una parola per finire la frase. Qualcuno l'aiuti? Strano. Strano? Pazzesco? Faticoso. Barboso. Barboso? Faticoso? Che ne dite di possibile? È possibile. Il regno della possibilità. Questo sono io. Questo sono io. E queste sono 3 persone a cui darò il mio aiuto. Ma deve essere una cosa molto importante. Una cosa che non possono fare da sole. Perciò io la faccio per loro. E loro la fanno per altre 3 persone. Siamo a 9. Ne aggiungo 3 a ognuno. Fanno 27, perciò... Non sono forte in matematica, ma la cosa aumenta molto in fretta, capisce? È pazzo! Va bene, articolate le vostre idee, per favore. Sì? Per me è una buona idea. Sean? È stupida. Adam? C'è di mezzo l'onore. Non importa a nessuno dell'onore. E con questo? Tu sei così. Bene, Trevor, la classe ritiene, mi sembra di capire, oltremodo utopistica la tua idea. Cercherete questa parola tra un momento. Tipo un mondo perfetto. E allora? Allora? Come ti è spuntata in testa? Perché? Tutto quanto è uno schifo. Ti ha detto lui questo? 1. Accetto di credere di non poter fare nulla per cambiare lo stato attuale delle cose. C'è qualcuno di voi che si sente pazzo da riuscire a cambiare le cose? Io personalmente sì. Poi se in questa sala ci sarà qualcun altro che assieme a me vuole provare a cambiarle, magari tutti assieme ce la facciamo, giusto? Penso di sì. Luca, cortesemente qui. Lucio, cortesemente qui. E Fabrizio, cortesemente qui. Ai. Bene. Detta così è andato. Allora, la maggior parte di voi già li conoscono e quindi non occorrono grandi presentazioni. Eccoci qua. Vi chiedo cortesemente di aiutarmi. Queste sono domande che tutti fanno. Ora, il motivo per il quale vi chiedo l'aiuto è perché qualcuno dice che bisogna comunicare e quindi bisogna dare queste risposte. Ad ognuna di queste domande che vi verrà fatta in questo momento, che voi risponderete con dovizia di particolari, verrà fatto un video che noi spammeremo dappertutto. Perché? Perché è importante che la gente impari a capire che cosa noi assieme a loro possiamo fare. Ci lascerà mai l'indipendenza l'Italia? Luca? Va bene, ok. Sta cercando la risposta su Sì, internet, in realtà. Probabilmente. Ora scusa, mi puoi cortesemente accendere delle luci e abbassare... No, questo non importa, questo me lo tengo e se mi accendi le luci per favore, Giorgio. A te l'onore della risposta. Allora, intanto buonasera a tutti. L'Italia ci lascerà mai l'indipendenza? Io esco oggi pomeriggio da una riunione, sono stato all'assemblea di Confindustria a Padova, giovani di Confindustria di Padova e di Rovigo, che hanno fatto l'assemblea insieme, uniti. E loro hanno esposto, come hai fatto tu prima, una lunga serie di problemi. Sostanzialmente non c'è alcunché che possiamo dire vada bene. Sembra che tutto vada male. No, sembra. Tutto sta andando male. Ma nessuno si azzarda a dire quale possa essere la risposta. La nostra risposta la conoscete, un Veneto indipendente, ma Veneto indipendente non perché siamo veneti, cioè non voglio dire noi dobbiamo avere l'indipendenza perché siamo veneti, dobbiamo avere l'indipendenza perché l'indipendenza
ci permette di risolvere tanti, se non tutti i nostri problemi. L'Italia ci lascerà mai l'indipendenza? Ma tutto sommato l'Italia esiste solo da 150 anni. Siamo sicuri che fra 150 anni l'Italia esisterà? Io credo di no, ma non perché lo diciamo noi, non perché in Veneto sta accadendo qualcosa, ma perché tutte le cose prima o poi finiscono. Quali finiscono prima? Finiscono prima le cose deboli, fragili, fallimentari. Durano di più i 1100 anni di cui vi ha parlato prima Roberto, durano di più le cose solide, le cose o gli stati in questo caso che hanno una radice importante, che danno delle risposte, che sono in grado di dare delle risposte ai bisogni della gente. L'Italia ce lo lascerà mai fare? Forse la domanda è posta male, perdonami. L'Italia ci lascerà mai l'indipendenza? Io la metterei così. Siamo in grado di reclamare l'indipendenza? Siamo in grado di costruire un percorso che ci porti al Veneto indipendente? Non sono abituato di solito a lasciare che le cose le facciano gli altri o ce le concedano gli altri. Cerco di costruirmele. Magari si fa anche più fatica. Ce la prendiamo però allora? È più divertente. Ce la prendiamo? Ma ce la prendiamo sembra quasi un atto violento. No, costruiamo un percorso per arrivarci. Vedete, finora, io mi ricordo bene quando siamo partiti un paio d'anni fa dicendo costruiamo un percorso istituzionale per arrivare a un Veneto, intanto a un referendum.